troviamo nella tomba dei giganti di Quartu Sant'Elena, Cagliari, Sardegna, Italia. Relativamente a questa tomba venne fatta un'intervista tanti anni fa dall'amico Alessio Scalas di Contus Antius, un sito internet che racconta leggende e tradizioni della Sardegna, ma anche cultura, archeologia, eccetera. Il video è disponibile in internet, ma l'audio non è ottimale. Per cui, a distanza di diversi anni, ho pensato fosse meritevole fare un altro video, magari più specifico al riguardo. Questa tomba, questo monumento, in Sardegna tomba dei giganti indica un sepolcro dell'età del bronzo costituito da massi, o meglio conci, veramente di pezzatura considerevole, tant'è che merita il nome di tomba dei giganti, perché le persone anticamente pensavano che qui sepolte vi fossero persone molto grandi. In realtà di gigantesco, di grande, è solo la tomba, che appunto talvolta presenta massi anche che pesano diverse tonnellate. In questo caso non si può apprezzare la grandezza di questo monumento, ma per comparazione questo è un singolo masso, un singolo concio, e potete vedere è in lunghezza è quasi alto quanto me, quindi all'incirca 1,60 m, 1,70 m, e pesa diverse tonnellate perché è costituito in granito. Questa tomba venne trovata dal sottoscritto assieme a un amico diversi anni fa. Con l'amico Sandro Grau del GRS Gruppo Ricerca Sardegna misurammo le dimensioni di questo sito, appurando che si trattava realmente di una tomba dei giganti. Poi il monumento è non troppo distante da casa mia, io abito in questa zona, abitavo, perché ora mi trovo, dopo 2 anni di esperienza passata in Inghilterra, mi trovo a Ferrara. Questo monumento, dicevo, era sconosciuto, non è segnato in nessuna carta del comune di Quartu Sant'Elena. Lo Struglia, uno studioso degli anni 80-90 che censì tutti i monumenti di Quartu, non lo rilevò, non ne era probabilmente a conoscenza, e il sito comunque non è segnato né nel censimento catastale, né sulle mappe archeologiche, né sulle IGM. È stato di recente messo su Wikimapia, ma insomma non era una fonte attendibile e comunque non era presente sino a che non fu scoperto dal sottoscritto e dall'amico Sandro Grau. Prima di capire che fosse una tomba di giganti passavo sovente qua dietro perché era mia abitudine fare delle passeggiate in questa località insieme ai miei cani. E la prima volta che lo osservai pensai si trattasse di un nuraghe, per ovviamente la pezzatura dei conci. Tuttavia un particolare che non rientra nella concezione classica, tipica di un nuraghe, è il fatto che sia presente qua un angolo quasi di 90 gradi che non riuscivo a collocare all'interno della tipica architettura nuragica. Non che non esistano angoli con murature che fanno un angolo di 90 gradi tra i nuraghi, però non rientrava, insomma, nell'ipotesi che potesse trattarsi ad esempio di una congiunzione tra il paramento murario della torre e quello del cortile, quindi non c'era una spiegazione relativamente a questa caratteristica architettonica. Così che un giorno, appunto, con l'amico Grau venimmo in questo sito e appurammo che tramite misure dei bracci dell'esedra, cioè quest'area dove siamo adesso, quelle che in teoria formerebbero le corna della protome taurina rappresentata nella tomba dei giganti vista dall'alto, insomma misurammo l'apertura delle ali dell'esedra, di questi braccetti murari come vengono chiamati, e la lunghezza dell'intera tomba, che è di circa 11 metri. E le misure infatti erano corrispondenti a quelle della tomba dei giganti di Sconcias, molto più famosa, che si trova tra l'altro non molto lontano da qui. Se si va in quella direzione per
qualche chilometro, attraversando insomma le colline, le montagne che formano questa parte della Sardegna, si trova questa tomba. L'altra caratteristica particolare è che la tomba di Sconchas è rivolta verso nord, invece l'esedra di questa tomba è rivolta in senso diametralmente opposto, cioè verso sud. La tomba venne ufficialmente censita solo in seguito alla mia segnalazione, grazie alle misure fatte con l'amico Garau, e dopo un articolo di giornale che venne pubblicato su La Nuova Sardegna, portai qua la dottoressa Manunza, che insieme a un ingegnere effettuò le dovute misurazioni e affermò che si trattava effettivamente di una tomba di giganti. Purtroppo devo dire che a distanza di tanti anni è triste vedere che questo monumento è ancora in queste condizioni. Purtroppo non è presente nessuna segnaletica, nessuna cartellonistica, come vedete avvolto dalla vegetazione che inesorabilmente continuerà negli anni a distruggere il monumento. Forse è peggio il destino che sta capitando a questa tomba ora, piuttosto che pensare che delle persone possano venire qua e magari camminandoci sopra modificarlo leggermente. Quindi il mio desiderio, io spero che il comune di Quartu Sant'Elena, che detiene il numero di circa 38 nuraghi, in realtà forse un pochino anche di più, nei suoi limiti territoriali, dedichi la giusta attenzione a questa tomba, che è la seconda di Quartu, perché la prima, detta Fileverro e Grabu, è in mezzo alle montagne verso Geremeas, tra l'altro anche quella, come dire, censita dagli amici al tempo nuraghediana.it, e che comunque è difficile da visitare. L'unica altra tomba dei giganti vicina al comune di Quartu Sant'Elena è visitabile è la tomba, come dicevamo, di Sconchas, che però è nei limiti territoriali di Quartucciu. Quindi nulla, chiedo al comune di Quartu, all'assessore alla cultura, a chi di dovere, di valorizzare questo monumento, che comunque è praticamente l'unico nel suo genere nel territorio di Quartu Sant'Elena, sperando che questa richiesta venga accolta e che non passino altri 6 anni per vedere accadere qualcosa. Un caro saluto e a presto. Ciao!